Cari telespettatori, eccoci insieme. Questa volta parliamo di innovazione, di tecnologia, di aziende che crescono, che hanno possibilità di sviluppo, di aziende giovani sotto diversi profili e anche del nostro territorio, quindi legame con eventi del territorio che servono a lanciare questa nuova idea che di fatto prende piede e si attua nella pratica. Industria 4.0, che cos'è? Lo spiegheremo bene. Protagonista odierno è il nostro ospite Gianni Potti, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buonasera. Che è il delegato di Confindustria Veneto, quindi rappresenta delle realtà molto importanti per il nostro territorio, per le politiche di innovazione e ricerca Industria 4.0 e poi è founder anche dell'iCenter e presidente di Talent Garden Padova, che è un evento che si svolge nella città di Padova. Allora, incominciamo dal Talent Garden, che ha preso già piede da un po' di tempo, spiegando che cos'è, e da là poi ci abbracciamo a tutto l'altro discorso bello ampio per le industrie del nostro territorio. Partiamo dunque da una nota positiva sull'innovazione che abbiamo costituito nel 2012 insieme a una quarantina di imprenditori per creare una piattaforma che è quella di Talent Garden, ormai il più grande coworking d'Europa. Spieghiamo che coworking è sostanzialmente un luogo di lavoro condiviso tra più giovani. Attualmente abbiamo in Europa moltissime sedi, da Berlino a Dublino, Barcellona, Tirana, Milano, Roma e via discorrendo. A Padova c'è una piccola sede rispetto a quelle che ho citato ad ora, con una trentina di abitanti, quindi è quasi fully book, ed è uno spazio molto innovativo, molto creativo. Anzi, invito i telespettatori a venirlo a visitare quando vogliono. È in via della Croce Rossa, poco distante dalla sede di Triveneta. Quindi proprio qua vicino. E cosa c'è? Descriviamolo senza... Allora, l'arredo è incartonato ecosostenibile, giusto per dare un segnale che il futuro sarà sempre più ecosostenibile. È un open space sostanzialmente, quindi uno spazio aperto dove ogni presenza è un'impresa. Non ci sono studenti ma imprese, quindi SRL, SAS. La caratteristica è che siano impegnati nel mondo del digitale. E cosa troviamo? Da un design thinking a un produttore di app, a chi si occupa di sensori, chi fa programmi gestionali, cioè tutto quello che è attinente al digitale. Professionisti o piccole aziende che fatturano anche qualche belle centinaia di migliaia di euro ormai. Quindi è una sede fisica? È una sede fisica, aperta H24, perché il mondo dall'altra parte è sempre acceso, quindi ognuno accede col proprio badge H24, è tutto protetto con telecamere eccetera. Uno spazio molto informale, molto bello, che è diventato uno dei veri hub dell'innovazione nel nord-est. Che cosa, chi approccia questa realtà, che cosa chiede, cosa si aspetta, che cosa ottiene? Ma loro fare nuova impresa e poi spin-offarsi, collegarsi in qualche modo alle aziende, perché oggi le aziende, io dico sempre, hanno sempre meno spazio per i reparti di ricerca e sviluppo che c'erano 10 anni fa. I nuovi reparti di ricerca e sviluppo sono le start-up, sono le giovani aziende, perché di fatto siamo tutti alla ricerca di nuove idee. Cioè, quindi dai giovani arrivano nuove idee. Giovani, non solo giovani, perché ci sono persone che si reinventano in questo. Ci sono anche persone che si reinventano, ci sono 2 o 3 presenze anche sopra i 40 e 45 anni, però in futuro credo che ci sarà questo segmento degli over 50 e via discorrendo, sempre più vasto, e noi siamo interessati perché acquisiamo delle competenze che non vanno buttate via assolutamente. Assolutamente. E poi c'è il problema che tante volte chi crea questi nuovi elementi di ricerca, eccetera, oppure crea una start-up, si trova isolato, no? Quindi ha bisogno di entrare, essere fagocitato da un'azienda, in qualche modo, che vuol dire che la supporta, che gli dà energia. Invece in questo modo c'è una sinergia. Questa attività di mentoring e formativa a disposizione delle start-up che entrano in Talent Garden, proprio per aiutarli a fare una crescita insieme. Poi diventa anche, purtroppo siamo sullo stretto, cioè ci servirebbero molti più spazi, ci viene molto richiesto per eventistiche di tutti i tipi, e qualcosa riusciamo a ospitare e qualcosa per motivi di spazio non riusciamo. Comunque vale la pena vederlo, anche a Padova c'è un Talent Garden come in molte città innovative d'Europa, e questo è un piccolo vanto per noi. Ecco, cose che magari non si sanno se non per pochi addetti ai lavori. Utilizziamo anche il canale televisivo di Triveneta per dare questa informazione utile.
Ecco, voi tra l'altro, in questo si può chiamare, l'avete definito Innovation Hub, no? Sì. Quindi un hub, un luogo dell'innovazione. E ci sono dei filoni che ci collegano con aziende che hanno fatto come core business l'innovazione. In Giappone per esempio la Toyota, ma non soltanto. Che cosa avete attinto da queste realtà, queste partnership, queste collaborazioni? Allora noi abbiamo presentato nei giorni scorsi questa nuova iniziativa, si chiama iCenter con la I, assieme agli amici di T2I, che è l'incubatore di Treviso ma un po' di tutto il Veneto, insieme al gruppo Considi abbiamo costituito iCenter, cioè un luogo di sviluppo della cultura del 4.0. 4.0 cos'è? Sostanzialmente la digitalizzazione portata all'interno delle imprese per favorire i processi produttivi da un lato e portare nuovi servizi all'utenza finale. Allora è temuta da un lato la 4.0 perché dice questo andrà a soppiantare tanta manodopera, tante persone, perché quando entra la macchina anche in certi processi, no? In certe programmazioni di processi c'è questo timore. Però in realtà ci sono dei margini. Io qui ho un mio pensiero, ma io credo che invece questa rivoluzione digital transformation, chiamiamola rivoluzione del digitale che è in corso, alla fine nel saldo saranno più i posti di lavoro nuovi creati che quelli persi. Però qualificati? Ecco, bravissima. La differenza vera è che ci vorranno sempre più skill più elevati, quindi una richiesta di figure professionali e competenze diverse. Non basta l'operaio generico, ma ci vuole l'operaio che è specializzato. Ecco perché è fondamentale il ruolo della formazione in questa fase. iCenter avrà anche questo compito della formazione e quindi la sfida vera del 4.0 non è di togliere posti di lavoro, ma di aumentare i posti di lavoro. In fondo ogni rivoluzione, sto pensando a quella non so, quando sono sparite le carrozze e le diligenze, sono arrivati i treni. Ci fu aiuto, aiuto, spariscono i posti di lavoro, spariscono tutte le osterie, punti di riferimento dove si fermavano le carrozze. Le ferrovie hanno creato ancora più posti di lavoro, più sviluppo, più velocità negli spostamenti. Ecco, ogni rivoluzione spaventa, però alla fine io sono sicuro che questa rivoluzione va governata, va gestita dalle imprese, dai governi, ma anche dal singolo cittadino, cioè tutti siamo coinvolti in questo, perché con il digitale dobbiamo fare tutti i conti e non a caso noi abbiamo sposato con iCenter questa visione dell'umanesimo digitale per dire che non è la macchina che poi ti gestisce, perché in tasca noi abbiamo questi tablet, questi smartphone che utilizziamo, però fra 4 mesi, 6 mesi, quello che uso io, che usa lei, saranno desueti, saranno non più aggiornati, ma non è quello importante, noi non ricorriamo alla tecnologia, ma dietro alla tecnologia c'è sempre l'uomo, anche dietro all'algoritmo più complicato che può gestire chissà quali vicende tecnologiche, c'è sempre un uomo che scrive l'algoritmo. Ecco, quindi noi stiamo cercando di spiegare, di non spaventarsi anche chi non è vicino alla tecnologia, ma la tecnologia in qualche modo, io dico sempre questa cosa, va surfata, va cavalcata l'onda, altrimenti l'onda ti travolge. Quindi una delle nostre funzioni è proprio alfabetizzare, portare questo messaggio di alfabetizzazione affinché tutti non scappino dal digitale, ma lo governino. Ecco, ma in che modo il digitale diventa sostanzialmente utile per l'azienda? Che poi si parla a livello trasversale perché il messaggio è stato rivolto e anche spinto per gli artigiani sostanzialmente, per le piccole imprese, per le medie imprese e poi le grandi imprese di Confindustria. Perché uno immagina un grande processo produttivo, una certa situazione, però dove altro può trovare appeal senza compromettere la risorsa umana? Allora sicuramente sul processo produttivo per renderlo più rapido, più ecosostenibile e via di seguito, però credo che questa rivoluzione tocchi e toccherà sempre di più il mondo dell'artigianato e del commercio, perché sta già accadendo, basta vedere come è cambiata la grande distribuzione. Sì, però l'e-commerce sta ammazzando il commercio tradizionale, qui entriamo però abbiamo due strade, siccome è un fenomeno... Come il turismo online sta creando... Anch'io ho tutte le paure di Amazon, di queste cose qui, però se noi viviamo di paure e ci chiudiamo, la perdiamo la partita. Allora tanto vale percorrerla
e cercare di spiegare invece ai nostri commercianti di mettersi insieme e proporsi ai mercati in maniera diversa. Allora la Perché platea, i colossi avranno sempre la i meglio, grossi no? avranno comunque la meglio perché lo stanno già facendo, i grandi gruppi. I piccoli gruppi, noi associazioni abbiamo il compito di metterli assieme. Infatti noi ci stiamo battendo, ad esempio in Confindustria, per le PMI, perché il 98% del tessuto veneto, a cui non riusciamo ancora a far passare Industria 4.0, è fatto di PMI. I grandi gruppi vanno, le cosiddette lepri, come le chiama il professor Gubita, sono in corsa e trascinano. Ma dietro noi dobbiamo assolutamente batterci come associazioni di categoria, camere di commercio, governo, regione, via discorrendo, per portare le PMI. Lì ci giochiamo la partita. Che cosa che lamentano le PMI da voi rappresentate come impedimento sostanzialmente a questo tipo di processo di cambiamento? Che servono investimenti importanti e non sempre il credito viene dato così lì. facilmente, torniamo sempre ai punti Che sono classici. impegnati nella burocrazia. Che c'è un'eccessiva burocrazia e soprattutto che fanno fatica i piccoli che magari hanno 10 dipendenti di prenderne uno e dire o due da oggi lavora sul 4.0, sviluppami un progetto. La grande azienda può creare un dipartimento interno e dedicare delle risorse, siccome non è una cosa che si fa da oggi a domani. Allora ecco l'apporto di strutture come iCenter per fare cosa? Per portare quella che noi chiamiamo la reingegnerizzazione del processo produttivo, perché non basta introdurre l'e-commerce, un sito diverso, l'app, i sensori, questi sono pezzi, diciamo, della digitalizzazione. L'azienda, piccola o grande che sia, commerciante o artigiano o industria che sia, dal nostro punto di vista, deve assolutamente creare una reingegnerizzazione del processo produttivo, sostanzialmente fare cosa? Io dico sempre che tutte le mattine ogni imprenditore, io compreso, dovrebbe sedersi sulla sponda del letto e dire: bene, io ho fatto un'azienda che ha fatto la fortuna ai miei dipendenti, ai miei clienti e via di seguito per 10 anni, 20 anni. Oggi, se dovessi ripartire con la digital transformation, come la ripenserei? Ecco, credo che questo sia il momento per farsi queste domande e affrontarla. Non è semplice però. Puntiamo sul processo produttivo, cioè l'intera filiera dalla produzione al mercato, al marketing, alla vendita dei prodotti. Non è semplice, servono manager al riguardo. Per esempio, io voglio riallacciarmi al discorso della Toyota, che è una lepre. È uno dei nostri testimonial che collabora con noi sulla che è una Lean lepre però classica, perché sta trascinando, anzi raggiungendo dei risultati nel mercato. Loro per esempio ci insegnano la Lean Production, cioè come ridurre, minimizzare l'impatto del processo produttivo. Sono molto impegnati, ce l'hanno spiegato anche l'altro giorno a Padova, mister Orichiri, che è venuto il capo della Toyota Engineering, a spiegarci come l'impatto di sostenibilità ambientale per loro sia decisivo, e soprattutto una visione molto interessante, quella giapponese, che dice sostanzialmente perché facciamo tutta questa rivoluzione digitale. Deve servire a cosa alla fine? A vivere meglio noi persone, pensiamo quanti vantaggi potremmo avere nella salute, nella analisi nostra, per avere il predittivo, sapere già le malattie che ci saranno, quindi ci sono un'infinità di argomenti, possiamo spaziare dallo sport alla cultura, alla salute, all'ecosostenibilità, veramente tutto lo scibile umano, diciamo, è all'interno del percorso della digitalizzazione. Ecco, noi ci stiamo battendo su questa parte. Ecco, rilacciandosi a quanto va sostenuto, cioè per migliorare la qualità della vita delle persone? Delle persone come? E delle città nelle quali viviamo. Facciamo un esempio, l'area in cui siamo si chiama Soft City. È un'area nella quale se noi avessimo dei parcheggi più organizzati, la banda ultra larga, il car sharing, bike sharing, una mobilità diversa e intelligente, un po' di verde, un po' di fontane, dove le persone in agosto, quando escono i nostri collaboratori, non trovano il deserto. Ecco, ho fatto dei parcheggi riorganizzati, eccetera. Perché vorremmo fare questo? Perché se non hai aree così non attrai investimenti e le aree muoiono. All'estero questi spazi, queste aree ci sono e sono quelle molto attrattive. Ma lì è l'amministrazione cittadina che sono miopi o sorde a certi tipi di impulsi. Guardiamo Milano, hanno fatto queste skyline incredibili. E però sono estremamente piacevoli. Non solo, ma così tu promuovi anche l'innovazione, quindi avere un territorio attrattivo
nel luogo dove tu operi, che operi l'azienda, la televisione, il negozio, via discorrendo, è fondamentale. Quindi i giapponesi dicono dobbiamo creare territori attrattivi, ecosostenibili e nei quali alla fine migliori la qualità della vita delle persone. Hanno degli esempi da dove stanno già attuando questo? Ma direi che Kyoto è un esempio a livello mondiale sicuramente, ma anche altre città giapponesi, alcune parti di Tokyo lo sono sicuramente, e loro stanno puntando tantissimo sull'elettrico, tanto per capirci, sulla mobilità elettrica, molto più di noi, ma oltre al discorso dell'elettrico è in generale una filosofia dove loro si domandano sempre su ogni tecnologia che utilizzano, che può essere un'app, non un'app, può essere un'azienda, via discorrendo, non limitarsi solo al profitto, che è un po' l'impostazione tedesca, quella di dire l'industria 4.0 mi deve fare risparmiare e rendere il processo produttivo più veloce, più rapido e ridurre il personale. Ecco, la visione giapponese che noi abbiamo sposato è quella più umanistica, da cui nasce questa definizione che ci piace molto di umanesimo digitale. Però c'è anche la Germania come partner. Anche la Germania sta cambiando pelle, perché noi ci siamo alleati anche con il Fraunhofer Institute in Germania, che è nostro, quindi i nostri due partner sono il gruppo Toyota da una parte, il giapponese, dall'altra appunto Fraunhofer per la Germania, proprio perché la Germania rispetto a 4-5 anni fa incomincia a porsi il tema dell'uomo al centro della fabbrica 4.0, cosa che all'inizio non c'era, e prima era solamente una partita, diciamo, di produttività e di riduzione di costi e via di seguito. Oggi anche i tedeschi incominciano a porsi questa cosa, quindi diciamo pure che è un fenomeno che incomincia nelle elite, nei club, cioè nelle confindustrie, quindi non è ancora popolare, però è bene spiegarlo anche grazie alla televisione, perché un po' tutti saremo coinvolti in questi processi ed è giusto conoscerli. Ma quando appunto, andiamo in pubblicità, dopo vediamo un attimo, ritorniamo sull'accento sul 4.0 per spiegarlo bene. Pubblicità pochi secondi, poi siamo insieme con voi.